Settima corsa, premio Pirri, corsa Tris, sono 11 al via, 1 Valentina Gall, 2 Ulder Norfro, 3 Vector, 4 Vancouver Ongi, 5 Uganda dei Greppi, 6 Vien Rose, in seconda fila 7 Urianor, 8 Vaciglia, 9 Vera degli Ulivi, 10 Vincent Trio, 11 Uragano. Su Vera degli Ulivi che vediamo fallosa Antonio Greppi al posto di Marco Volpato. La cavalla perde praticamente fuori corsa. Parte piano Valentina Gall. Veloce Vector su Uganda dei Greppi, molto veloce. Poi Vien Rose che vede il posto alla corda e subito Vincenzo Piscoglio ci si butta. Intanto Uganda dei Greppi cerca lo sfondamento ma si getta di galoppo mentre stava perfezionando il numero 5 Vector, Uganda dei Greppi, squalificato. Vector in vantaggio su Vien Rose, numero di 7 Urianors, squalificato. Oggi, la rottura anche numero 9 Vera degli Ulivi, squalificato. Tanto arriviamo al paletto dei 400 metri con Francesco Trolese e Vector che conducono in 31. Vancouver Ongi di fuori scoperto, Vien Rose seconda la corda davanti al 2 di Ulder Nord Fro. Poi vediamo all'esterno anche Vincent Trio che prende la schiena di Vancouver Ongi mentre rompe Valentina Gall. 600 in 47 con in vantaggio sempre Vector. Treni Andrea Bertolin che conduce con di fuori Vancouver Ongi, in seconda periglia Vincent Trio, poi si lancia in terza ruota anche Uragano, giro in 1, 2 e mezzo, 15 e mezzo qui davanti alle tribune con in vantaggio sempre Vector affiancato da Vancouver Ongi lungo la corda Vien Rose, Ulderdorf Fro in terza la corda, chilometro passato in 1:18,7, sempre in vantaggio il figlio numero di Bartali, okay. 1 Valentina Gall, squalificato. Vien Rose sempre in seconda posizione, Uragano ancora là in terza ruota, retta di là passata da Vector in 14,8, c'è lo scatto ora di Vincent Trio, entra in gioco Marco Stefani, Vien Rose sempre seconda la corda davanti a Ulder Norfro, lo scatto di Vincent Trio che aggredisce Vector che cerca di reagire, dietro i due Vien Rose, poi ancora Ulder Norfro, ultima curva passata in 14,9, retta d'arrivo, cerca di difendersi Vector, attacca Vincent Trio, di dentro si butta Vien Rose, rompe Vector e alla fine Vincent Trio al largo e viene a vincere Vincent Trio su Vien Rose al terzo, Ulder Norfro a precedere Vaciglia, 1:16,4 la media al chilometro, 29,4 la retta d'arrivo, 14,5 gli ultimi 200 metri per Vincent Trio, Marco Stefani, training di Marco Azzaroni per la scuderia Trio con bello spunto ai 600 finali, sono venuti a vincere, vediamo che si arrende di galoppo Vector dopo aver corso al comando. Mentre lì dentro si butta Vien Rose, può essere solamente seconda. La quota per Vincent Trio 3,18. Mentre quindi l'arrivo per le piazze, primo al 10, secondo il 6, terzo il 2. Poi andiamo a vedere chi è il quarto. Ci è sembrato forse l'otto di Vaciglia con Nicola Bortolotti. E quindi è tutto per questa settima corsa dall'ippodromo Arcoveggio. Ricordiamo, l'appuntamento è per giovedì prossimo.